nome corretto sarebbe vaporizzatore personale, perché sigaretta elettronica è il nome che è entrato nell'ideologia della gente, però tecnicamente non è corretto. Io, facendo comunque delle ricerche sul prodotto, ho visto che è attivo dal 1975 circa, quindi in questo periodo ancora non sono venuti a galla, ecco, problemi relativi alla sigaretta elettronica, se non magari delle persone che hanno delle allergie. Quando entra un cliente non è che dico subito che chi compra la sigaretta elettronica smetterà di fumare domani. Mi piace comunque pensare che diminuirà le sigarette, o perlomeno pensare che con la gestualità si possa rimpiazzare quello che è un vizio che secondo me, con tutta l'informazione che fanno nel 2019, è da stupidi continuare. Io ero un fumatore da quando avevo 14 anni, a un certo punto ho scoperto la sigaretta elettronica e ho smesso di fumare. Io ho smesso di fumare e ho smesso di fumare 2 anni fa grazie alle sigarette elettroniche. Proseguo comunque utilizzandola perché mi piace cambiare prodotto, mi piace cambiare aroma, quindi sempre una scoperta. La sigaretta elettronica è un mezzo per poter assorbire della nicotina di una maniera un po' meno tossica che con una sigaretta. Della nicotina è mescolata a un liquido come quello che si utilizza nelle discoteche o nei spettacoli per fare il fumo. Così la nicotina viene vaporizzata in questo liquido. Perché si vaporizza? Perché abbiamo una batteria, una resistenza e sotto una fonte di calore non troppo alta si libera questo propilene glicole sotto forma di vapore che permette di raggiungere e di portare nei polmoni della nicotina che verrà mandata dopo al cervello. E visto che è il modo di assorbire la nicotina il più efficace tramite i polmoni, che rappresentano un'enorme superficie, permette di mettere un po' in concorrenza la sigaretta elettronica con la sigaretta. Adesso abbiamo anche gli altri prodotti che sono dei prodotti di riscaldamento del tabacco e quindi queste IQOS, Glo e così dovrebbe piuttosto loro chiamarsi sigarette elettroniche perché hanno del tabacco e sono definitivamente più nocive che la sigaretta elettronica. Questo settore sta crescendo rapidamente, anche col fatto che la nicotina è stata legalizzata in Svizzera ha portato a una crescita del settore rispetto a prima quando non si potevano usare liquidi con la nicotina, quindi i clienti svizzeri erano un po' più restii a comprare la sigaretta elettronica e quindi continuavano con le classiche sigarette. La maggior parte sono ex fumatori, quindi chi vuole smettere di fumare o magari chi gli è stato consigliato dal medico di passare alla sigaretta elettronica. Tutto ruota intorno al fatto che si cerca di avere un guadagno a livello di salute, quindi di stare meglio. Il nostro target medio più o meno è dai 30 anni in su. Fumare una sigaretta tradizionale è come andare sull'autostrada a 180 km all'ora contromano. Invece fumare una sigaretta elettronica è andare nel senso giusto sull'autostrada a 130 invece di 120. Per il momento la cosa che sappiamo è che è molto probabilmente molto meno nociva che la sigaretta e che invece non possiamo dire niente a lungo termine perché ci vorrà dei studi su gente che hanno utilizzato la sigaretta elettronica per anni.